oggi la firma di un protocollo d'intesa con la FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, e l'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. Su cosa verte questa intesa? Sicuramente è un momento importante per la nostra associazione e avere l'apporto, il contributo è sicuramente la grandissima possibilità di poter portare avanti il discorso sul sociale, sulla legalità, insieme alla Lega Nazionale Dilettanti, presieduta dall'ingegnere Santino Lopresti. Questa è una grande opportunità e il protocollo d'intesa mira a fermare in questo momento in modo tale da poter essere operativi nel futuro con reciproca collaborazione. Fattivamente come si svolgerà? Già abbiamo iniziato l'anno scorso in modo informale con un incontro presso il CPIA, quindi nel sociale, in una scuola che prevede l'istruzione degli adulti e sicuramente prevede anche l'istruzione degli alunni extracomunitari, quindi già distribuiremo sicuramente a tutti coloro i quali si avvicinano alla nostra associazione l'opuscoletto che riguarda la Costituzione. Insieme con la Lega Nazionale Dilettanti abbiamo fatto stampare parecchie copie da distribuire ai giovani, soprattutto ai calciatori, alle future maestranze che saranno presenti nella nostra nazione, in modo da poter indottrinare, perché non tutti conoscono bene quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. Allora, si tratta di un protocollo d'intesa che mette a fattor comune risorse e organizzazioni molto importanti a livello provinciale. In particolare ho preso con soddisfazione l'importanza della Lega Nazionale Dilettanti, che nell'ambito complessivo della Lega Calcio occupa una posizione preeminente in termini di estensione territoriale e numero di iscritti. La collaborazione con l'Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche mira a rendere possibile, attraverso una diffusione ancora più capillare, le finalità di questa importante organizzazione sportiva e i valori che sono collegati appunto a questa attività, soprattutto in favore dei giovani. Quindi un'iniziativa sicuramente di alto profilo e di notevole risultato pratico. Sì, l'importanza è intanto quello di fare una serie di iniziative nel sociale, in particolare stasera sarà la firma di questo protocollo e già come dire, una prima iniziativa. La prima iniziativa è che sono state stampate delle copie della Costituzione da distribuire ad esempio ai calciatori giovani, ma ai calciatori meno giovani, e da distribuire al pubblico, quindi ai tifosi che solitamente sono impegnati in altra cosa, ma se leggessero ogni tanto la Costituzione non sarebbe male. Quindi è anche un impegno nel sociale, un intervenire nel sociale, che penso sia la Lega Nazionale Dilettanti che io rappresento, ma sia l'ANIO che è rappresentata dal commendatore Marongiu, penso che le due sigle messe assieme stiano facendo una cosa estremamente importante, in particolare oggi, quando molte cose di cui si parla poi si ritrovano e sono scritte nella Costituzione, quindi è giusto sapere che tutte queste cose che diciamo quotidianamente o quelle discussioni che avvengono sono discussioni riportate nella nostra Carta Costituzionale, che ancora oggi riveste un valore di attualità.